superata la soglia dei 4.000 nuovi contagi in 24 ore nella nostra regione, a fronte però, sottolinea il presidente Zaia, del numero di tamponi, il più alto a livello nazionale che ogni giorno il Veneto effettua. Di pari passo aumenta la pressione sugli ospedali, dove si trovano ricoverate 889 persone in area non critica, con un incremento rispetto a ieri di 37 pazienti e 134 in terapia intensiva. C'è da dire che in terapia intensiva dei 134, 25-26 sono vaccinati, tutto il resto sono non vaccinati, quindi sostanzialmente se avessimo tutti vaccinati oggi le terapie intensive sarebbero quasi vuote. A preoccupare in questa fase sono proprio le terapie intensive, con una situazione solo all'apparenza tranquilla, perché nell'ultima settimana gli accessi sono cresciuti a ritmo sostenuto. Quello che preoccupa è il numero degli accessi giornalieri. Adesso noi stiamo vedendo un aumento abbastanza contenuto, ma in realtà gli accessi continuano ad essere una decina al giorno, quindi molti, e i posti letto occupati sono compensati dal fatto che cominciamo a avere diverse dimissioni. Se tutti i veneti fossero vaccinati, dichiara Zaia, potremmo parlare di una zona profondamente bianca. Invece, per la settimana del 20 dicembre, rischiamo il passaggio in fascia gialla. I sindaci, dalla loro, per evitare il diffondersi del contagio, stanno intervenendo con ordinanze che introducono l'obbligo di mascherine anche all'aperto. Sono provvedimenti di buon senso, commenta il presidente del Veneto. L'ordinanza dice cosa? Se sei all'aperto e sei in assembramento mettiti la mascherina. Lo capisco e sostengo i sindaci quando le fanno, assolutamente sì.